L'occupazione cresce, quanto emerge dal convegno organizzato questa mattina a Mogliano dalla Lega Coop del Veneto e del Friuli Venezia Giulia, ed era presente anche il ministro per lo sviluppo economico Flavio Zanonato. Nel giorno nero dell'occupazione, quando l'Istat parla di disoccupazione ai massimi storici, 12,5%, la Lega Coop Veneto presenta dati in controtendenza. Nelle cooperative i lavoratori crescono, più 3%, addirittura più 25% nel settore del sociale, ma non sono semplici dipendenti, ma soci. Il socio partecipa alla vita della cooperativa, condivide le situazioni di difficoltà e mette in campo gli strumenti necessari per affrontare anche la crisi. A credere nella formula cooperativa lo stesso ministro dello sviluppo economico Flavio Zanonato, ospite del convegno. Ci sono aziende individuali, ci sono aziende fatte invece di quote sociali, le società per azioni, e ci sono le aziende cooperative. Il rapporto è, come con tutte le altre aziende, un rapporto di collaborazione perché è uno degli elementi costitutivi della nostra economia. Occupazione dunque primo pensiero del ministro anche sui temi caldi come quello di Electrolux, azienda svedese pronta a chiudere in Italia per produrre nell'est Europa. Il ministro esclude leggi contro la delocalizzazione, sarebbero fuori dal tempo, dice, e promette un tavolo con l'azienda entro Natale. E la cosa che ci interessa di più è portare a questo tavolo la proprietà, quella internazionale. C'è una famiglia in particolare che in Svezia è proprietaria di questa azienda, è una famiglia che ha altri interessi in Italia e la vogliamo al tavolo per discutere le sue intenzioni per quel che riguarda la produzione in Italia.